Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a analizzare una partita blitz, quindi una partita veloce. Gli avversari hanno 5 minuti a testa e vedremo come Anand col nero alla quarta mossa di una partita blitz rimarrà a pensare per quasi 2 minuti su quello che bisogna fare, che è una cosa impensabile per un super gran maestro del suo calibro. Col bianco Smirin, punteggio Blitz 2005, Anan 2750 e passa. Allora, andiamo a vedere com'è andata la partita. E4, E5, apertura di re, cavallo F3, cavallo F6, difesa russa molto insidiosa e buona da giocare nelle partite blitz. D4, cavallo per E4, adesso il bianco gioca la linea principale che è cavallo per E5 e su questa mossa il nostro amico Anand, che siamo alla quarta mossa, rimase a pensare per 2 minuti. Tieni conto che se hai 5 minuti sull'orologio e ne pensi 2 in apertura, poi sarai svantaggiato per tutto il resto, soffrirai il tempo per tutto il resto della partita. Dopo 2 minuti, finalmente D6, scacciando il cavallo che ritorna a casa, D5. Questo cavallo nel nero è molto forte, anche se facilmente scacciabile. Alfiere D3, cavallo C6, tutto procede tranquillamente, arrocco, alfiere in E7, C4 per fare pressione su questo pedone che sostiene il cavallo e adesso si è liberata questa casa B4 per il cavallo che minaccia l'alfiere in D3. Chiaramente non può andare in C2, che sarebbe un'ottima casa per questo alfiere, ma in E2 per sottrarsi dall'attacco del cavallo. Segue alfiere in E6 per sostenere il centro, cavallo C3, arrocco corto, alfiere in E3, entrambi i giocatori hanno completato il proprio sviluppo. Alfiere F5 creando un sottilissimo attacco su C2, torre C1 per scongiurare ogni tipo di minaccia. D per C4, alfiere per C4, adesso il nero gioca C6 in modo tale da controllare queste case d'entrata, queste case d'entrata per il cavallo che potranno essere fastidiose in futuro. La partita continua con cavallo in E5 del bianco e adesso qui cambio e cambio di pedone in modo tale che questo pedone in B sostiene il pedone centrale in D4. Cavallo D5, ottima mossa, mossa. Il cavallo si doveva togliere, d'altronde non aveva tante altre alternative, ma su D5 sicuramente riesce a fare pressione su questo pedone arretrato in C3. Donna B3 per difendere ulteriormente questo pedone, aumentare la pressione su D5 ed attaccare allo stesso tempo B7. E qui il nero, che è Anand, trova un'ottima giocata che è F6. F6 è strana perché apre la diagonale del proprio re, anche se questo cavallo comunque è ben sostenuto per il momento, ma allo stesso tempo minaccia questo cavallo. Il bianco qui, anziché ritirarsi, per esempio un cavallo F3 che era la risposta migliore, giocò donna per B7 lasciando volutamente in presa il proprio pezzo, con l'idea di, adesso ti faccio vedere, la partita andò proprio così, tac, adesso donna per C6, dici, oh, adesso mi recupero il cavallo, perché per esempio se metti l'alfiere qui, te lo pappo. Ci sono due attaccanti su questo cavallo e come la mettiamo? Tra l'altro il cavallo non può neanche togliersi perché c'è l'inchiodatura dell'alfiere. Sicuramente il bianco, che è un gran maestro, aveva visto questa difesa, infatti la partita continua proprio con alfiere 4, dai 4 l'alfiere controlla il proprio cavallo. Sicuramente il bianco aveva visto questa continuazione e dopo questa continuazione c'è pedone per E5. Torniamo indietro e facciamo un po' la resa dei conti, vediamo cosa è successo. Il bianco si pappa un pedone, il nero si pappa il cavallo, il bianco si pappa un pedone e il bianco si pappa un altro pedone. Dunque, uno scambio che sembrerebbe equo, un pezzo per 3 pedoni, se non fosse che questi 3 pedoni, adesso che si ritrova il bianco, sono 3 pedoni praticamente isolati. A parte questo pedone in E5 che può essere sorretto in futuro da F4, però
è una struttura pedonale pessima, cioè tutto il centro aperto, le torri saranno forti, gli alfieri ancora di più, quindi qui sicuramente Anand col nero sta meglio. Re H8 per togliersi dall'inchiodatura, alfiere D4 mettendo l'alfiere su una buona casa. Qui la partita continua con torre C8. Chiaramente è una partita blitz e ci possono essere gli errori. Qui il nero avrebbe semplicemente vinto con cavallo attacca su C3. Qui ora la donna è in pericolo perché è minacciata da questo alfiere che è tenuto dal cavallo. E qui c'è poco da fare perché se la donna si salva, si cerca di mettersi al riparo, perde semplicemente l'alfiere. Forse l'unica è cercare di sacrificare la donna per la torre. E qui, insomma, il bianco avrebbe perso la partita. Ma la partita appunto non andò così, Anand giocò torre C8, che è una mossa assolutamente da partita blitz, ha tutto il suo significato di esistere. Donna in A6, controllando sempre il proprio alfiere, e qui cavallo in F4. Anche cavallo in F4 è buona, ancora una volta c'era una continuazione più forte che era cavallo in B4. Qual è l'idea di cavallo in B4? Si minaccia la donna, in caso di cattura abbiamo semplicemente questa che è molto forte e qui ancora una volta stiamo molto bene, ci sono tantissime possibilità, adesso per esempio continuazioni come A3, torre C6, oh, scusami, torre C6, la torre può essere portata su G6 con attacchi sul re, insomma sarebbe veramente un casino. Quindi una serie di piccole imprecisioni, però ripeto, qui Anand era a corto di tempo perché ha sprecato quasi 2 minuti sulla quarta mossa. Cavallo F4, F3. F3, sì, una mossa anche qui, bisogna fare attenzione, indebolire le diagonali. Torre C6, viene giocata comunque questa mossa, donna in A4, torre, sacrificio di torre, che sembra attualmente un sacrificio, ed lo è, ma presto il nero ora si riprende la qualità. Donna per C4, alfiere per D3 attaccando contemporaneamente donna e torre. Donna va in C6, cavallo in E2, il nero cerca di cambiare più pezzi possibili poiché è in vantaggio di pezzi, quindi ora cambia l'alfiere, ora si riprende la qualità e siamo arrivati in un finale in questo modo. Sembra che il bianco abbia buone chance con questi pedoni, in realtà questo pedone adesso è il primo a crollare e quindi la situazione attuale ora è questa, con un pedone che sicuramente cadrà e un re con una torre che deve rimanere in prima traversa, altrimenti entra la donna e da matto, quindi il bianco ha dei problemi. F4, attenzione che se fu F4 c'è il tatticismo che Anand vede, donna per E5, il bianco non può catturare, altrimenti si prende il matto. G3 e quindi il bianco ha perso anche l'altro pedone centrale. La situazione è tragica, Anand cerca di cambiare le donne, donna C5, il bianco non ci sta perché cerca del controgioco tenendo le donne nel gioco, alfiere in F6, re G2, torre C8, torre F2 per scongiurare queste entrate e adesso donna C6. Il nero riesce a trovare il modo per cambiare le donne. Cambio obbligato e siamo in questa posizione. G4, H6, ora è questione di tecnica, re in F3, torre C3 scacco, il re va in E4, il re bianco ora cercherà di attivarsi e di contrastare anche l'attività del re avversario, re in H7, torre in E2, torre C4, re in F5, torre C5, re in E6, questo re sta cercando di essere attivo ma non ha molto da fare. Torre C4 attaccando i pedoni del bianco lateralmente, torre F2. Guarda come la torre del nero è molto dinamica, mentre ora c'è questa torre che è passiva, poiché deve stare a controllare questo pedone.
Re G6, il nero cerca di far uscire il proprio re, H3, sostenendo i propri pedoni, e adesso questa torre nera così forte attacca questo pedone. E il bianco, guarda cosa è costretto a giocare, torre H2, quindi torre veramente attiva e forte che può muoversi su tutta la scacchiera, quindi torre assolutamente buona, torre assolutamente cattiva. Ora è il turno del nero che gioca torre F3, F5 scacco, re in G5, A4, re in H4 e adesso questo pedone cade assolutamente. Re in D5, torre in A3, non dando nessun tipo di speranza all'avversario, torre C6, torre per A4, re B7, A5, e qui c'è un pedone passato, re B6, torre in A3, re B5 e adesso dopo questa mossa il bianco abbandona. È chiaro che il bianco qui abbandona, il nero è assolutamente in vantaggio perché? Perché ha un pedone passato, probabilmente adesso magari lo perderà anche, però supponiamo adesso qui il bianco, al bianco non conviene in nessun modo cambiare per cercare il controgioco, ma a seguito di un cambio di questo tipo qui ti pappi questo pedone, poi ti pappi l'altro pedone e vai a promozione con tutte e due. Quindi qui lo scopo del nero sarebbe quello appunto di cambiare le torri, cercare di semplificare il gioco. Ad ogni modo questo pedone prima o poi lo perde, questo lo perde e questi due pedoni andranno a promozione. Bene, spero che questa partita Blitz, che è durata 52 mosse, ti sia stata in qualche modo d'aiuto per capire alcune dinamiche del gioco. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Come sempre ti invito a lasciare un like, un commento e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!